Vito Lauricella è stato fin troppo chiaro nella sua lettera inviata al prefetto di Agrigento, al sindaco di Agrigento, all'assessore Nello Amel, all'ASP e agli uffici competenti a vario titolo. Lauricella è il presidente del comitato Fontanelle Insieme, un comitato giovane fatto di giovani che vogliono far rinascere Fontanelle e lo fanno con tenacia. Oggi la dimostrazione che il quartiere non ci sta ad essere preso in giro è la lettera al prefetto su un problema che sta creando parecchi disagi e pericoli per la salute pubblica. Ci riferiamo all'isola ecologica, o meglio a quello che resta della struttura ubicata davanti alle scuole del quartiere. Attualmente l'area è adibita a trasbordo dei rifiuti. Da tempo si chiede il trasferimento con l'assessore all'ecologia Amel, che un giorno promette e l'altro pure di intervenire, ma solo a parole. Ai nostri microfoni l'assessore aveva indicato una data per incontrare il comitato di quartiere e decidere dove spostare l'area. C'è un comitato di quartiere da poco istituito col quale potreste collaborare per capire dove quest'area trovarla. Sì, questa è una buona idea, anche perché questo comitato di quartiere è costituito da persone molto equilibrate ed efficienti, diciamo, e vuol dire che io da lunedì contatterò loro e faremo questa scelta insieme se riusciamo a trovarla. Il giorno è trascorso inutilmente e ora si è intenzionati a non concedere altro tempo all'amministrazione comunale. Il problema, insomma, ed è quello che si chiede al prefetto, va risolto con urgenza. A proposito della nuova area, quella dietro l'attuale isola ecologica, andrebbe scartata comunque, essendo da quelle parti irrisolto da anni il problema di un inquinamento ambientale dovuto ad uno scarico fognario proprio al di sotto della ferrovia. Non avendo saputo risolvere questa situazione, non si può certo puntare sulla stessa area creando eventuali altri problemi igienici. Per questo motivo la scelta è assolutamente da evitare.